Cominciamo la relazione col nostro Presidente, il nostro giovane Presidente, che mi permetto di dire ha anche avuto il merito in questi mesi di portare all'interno del Consiglio una visione di unitarietà degli intenti e cercando di mettere insieme le varie anime del Consiglio. Ci siamo trovati in un qualche modo a definire in maniera abbastanza precisa quelli che possono essere gli obiettivi della categoria, abbiamo una concordanza e su questo in un qualche modo vogliamo anche spenderci. Il dottor De Carlo ci parla della medicina di gruppo e ci parla del ruolo della psicologia diffusa nel territorio. Io tra l'altro, temendo ritardi di vario genere e sorta, mi ero ben preparato per starmene sotto i tempi previsti, in modo da non sforare poi, perché lo streaming, mi dicono, diventa complicato da seguire se si perdono le tempistiche, quindi forse saremo in anticipo. Si sente? Mi incolpisca. Io purtroppo da seduto sono come Sansone, perdo i superpoteri, però sostanzialmente non c'è il gelato, quindi mi tocca starmene buono qua. Sostanzialmente che senso ha questo tipo di apertura? Una riflessione prima di entrare nella tematica odierna su chi siamo, cosa facciamo e perché dobbiamo stare nel territorio, sul territorio, dipende se preferiamo essere più venetisti inteso linguisticamente sul o più centro-italici nel, ma la sostanza è la stessa. E quindi un ruolo della psicologia, in questo caso un ruolo della psicologia territoriale. Grazie, ho recuperato i superpoteri in ogni modo. Che significa? Perché dobbiamo pensarci? Voi sapete, credo che molti di voi sappiano, che uno dei, tra virgolette, cavalli di battaglia di questo Consiglio, che è molto unito e vuole rappresentare una categoria che oggi deve essere unita, è quello della definizione che non può nascere soltanto dal Consiglio regionale o dal nazionale di chi siamo, cosa facciamo e dove vogliamo andare. Se non ne abbiamo parlato al convegno di settimana scorsa sul marketing. Il marketing, che è un argomento a me estremamente caro, mi è caro perché significa prima definire, tra virgolette, il prodotto. Tu non fai marketing su qualcosa che non sai cos'è. Quella è comunicazione fatta nel modo sbagliato, non è niente, non ha senso. Prima si definisce chi siamo, cosa facciamo, poi si definisce il target, chi sono le persone, oggetto della nostra professionalità, poi si definisce che cosa vogliamo che percepiscano. Nel target esiste anche il target politico, tra virgolette, perché comunque sia l'istituzione, per esempio, della figura dello psicologo del territorio passa tramite la politica, quindi è un target anche loro devono avere un'idea di chi siamo, di cosa facciamo, del perché lo facciamo, di che utilità abbiamo, di che cosa rappresentiamo, quindi è fondamentale sapere cosa facciamo, chi sono i nostri target, che possono essere diversi. È ovvio che quello che andiamo a spiegare al consigliere Possamai, al governatore Zaia, al futuro governatore della regione, chiunque esso o essa sia, noi parliamo ovviamente con tutti perché siamo un organo tecnico, è diverso dal target persona comune che, come dice il consigliere Possamai, ci confonde con gli psichiatri. E se non ci confonde con gli psichiatri, ci confonde con gli sciamani, e se non ci confonde con gli sciamani, ci confonde con qualunque cosa, con i pinguini. Il problema è far capire chi siamo, cosa facciamo, perché lo facciamo, che utilità c'è. Da questo punto di vista la diffusione sul territorio è uno degli elementi fondamentali per una professione pienamente ripensata, pienamente organica, che è quello che noi cerchiamo di portare avanti. Non sono sicuro se riusciremo noi a terminare questo progetto, questo processo, perché non sarà una cosa breve, ma è fondamentale che la categoria cominci a pensare a medio-lungo termine e non a cercare qualche piccola gratificazione a breve termine, perché non soltanto lascia il tempo che trova, ma poi non porta risultati che pesano
L'Ordine dei Medici, per il quale ho la massima stima, fa un lavoro da 100 anni su una professione che ha 2500 anni. Quindi l'obiettivo a medio-lungo termine l'hanno ben appreso, ce l'hanno nel DNA. Noi siamo una professione più giovane, io come amo dire, la psicologia fino a oggi è stata più o meno un adolescente, con un po' di difficoltà a capire che cosa vuol fare da grande e anche qualche lieve isterismo tipico della giovane età, ma adesso possiamo entrare nell'età adulta della professione, tra virgolette. Sì, il fatto che lo proponga io, che tutto sommato forse poi magari ci sono persone con qualche anno più di me che sono anche più credibili nel dire dovete diventare grandi, ma sostanzialmente si può entrare nell'età adulta e quindi proporsi in un modo diverso e avere anche una prospettiva diversa e ottenere risultati diversi. Questo diventa fondamentale. Oggi, secondo me, siamo sufficientemente maturi. Le attività che stanno venendo fatte in Veneto e anche a livello nazionale lo provano. L'unità che riusciamo a portare avanti a livello veneto e sostanzialmente ritengo anche a livello nazionale, le associazioni che cooperano con gli ordini, ovviamente ciascuno portatore delle sue idee o dei suoi paradigmi scientifici, ma orientati alla discussione, alla condivisione e a un'idea comune di professione, mi permettono di ben sperare. Quindi il ruolo, così mi sono dilungato un attimo e riusciamo a tenere i tempi in maniera semi-corretta. No, aveva anche senso, nel senso che se ho più tempo lo utilizzo volentieri. Il ruolo della psicologia diffusa nel territorio. Con lo psicologo del territorio noi possiamo trovare un psicologo di base nel territorio, qui poi possiamo chiamarlo anche Pippo, non mi preoccupo ora della questione formale, perché la questione formale ha ancora da essere definita, ci sono proposte di legge, ci sono sperimentazioni, c'è di tutto, ma dovremo trovare una definizione. Psicologo di base nel territorio mi piace moltissimo, perché psicologo di base ricorda il medico di base che è noto, è una cosa, adesso non si chiamano nemmeno più medici di base, però le persone continuano a chiamare medici di base nel territorio perché ha da stare nel territorio. Rappresenta la punta di diffusione territoriale di un progetto di professione molto più ampio. A che ci serve l'accessibilità? Il segreto della psicologia nel territorio, dello psicologo di base nel territorio, è essere accessibile. L'accessibilità è tutto. Significa riconoscibilità. Vabbè, non devo spiegare a voi le teorie del contatto, ma se c'è diffidenza, si avvicina l'oggetto della diffidenza, lo si fa entrare in contatto con l'altra persona, la diffidenza si abbassa. Questo ce lo spiegava Allport, così ho fatto anche lo psicologo per 30 secondi, ed è assolutamente una teoria che non soltanto ha un fondamento scientifico ma anche un grande senso. Ci confondono con gli psichiatri? Beh, se andare dallo psicologo di base nel territorio è molto facile, molto accessibile, magari una 3/4 d'ora della mia vita ce li dedico anche e vediamo che cos'è sto psicologo. Questa è una prima, da una parte è un risultato dell'accessibilità, dall'altra favorisce l'accessibilità stessa. Informazione. Essendo sul territorio potremo dare informazione anche al di fuori del luogo in cui sta fisicamente lo psicologo, al di fuori del setting, per utilizzare una parola un po' settoriale di alcuni ma che ci identifichiamo con lo studio, potremo fare anche, avremo un numero di psicologi sul territorio che può fare anche promozione sulla psicologia. Utilità, si riuscirà a capire, a far capire a tutti, dai rappresentanti delle istituzioni alle persone, quali sono le utilità della psicologia e dello psicologo, che non sono le stesse della psichiatria, come noi sappiamo, ma che non tutti sanno. E collaborazione. Avremo un luogo di collaborazione efficace e fattiva con principalmente la funzione medica, ma avremo anche un, sempre setting, utilizziamo questa parola, specifico che ci permette di sapere chi fa cosa e sulla base di che cosa. Sui modelli non entro, li discuteremo durante la giornata. Questo è un address, cerchiamo di capire a che ci serve. Ma qual è il vero punto? Quale psicologia per quale sanità? Mamma mia, sono nemmeno le 10, no, sono le 10 appena passate e uno va a parlare
di quale psicologia per quale sanità. Vuol dire che mettiamo in dubbio il paradigma della sanità? Beh sì, ma non siamo noi che lo mettiamo tra virgolette in dubbio, perché non c'è niente da mettere in dubbio. È lo stesso Ministero della Sanità che sta favorendo la migrazione della psicologia dentro il Ministero di Sanità. Se identifichiamo la sanità, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo stato del completo benessere, ormai abbiamo le orecchie piene di sta cosa, dello stato di completo benessere, però ci vogliono una ventina d'anni perché attecchisca. Adesso tutto sommato comincia a essere la migrazione della psicologia nella sanità, come professione sanitaria tout court, è assolutamente un passo avanti nella direzione di trasformare la sanità in un concetto di benessere, non soltanto di cura. Non che i medici facciano solo prevenzione e cura, ma se noi siamo confusi con gli psichiatri o con gli sciamani, il medico è difficilmente negabile che sia più identificato dalla popolazione con la cura. Sto male, vado dal medico. Non è sto bene, vado dal medico così, oppure vado dal medico perché mi controllo su dei malanni brutti e ogni tanto faccio i miei screening, ma difficilmente, ne conosco poche di persone che pensano di andare da un medico per stare meglio, cosa che invece i medici anche loro saprebbero fare alla grande. Però la sanità, e quindi principalmente la sanità identificata con gli ospedali, viene identificata come principalmente cura, specialmente delle fasi acute, e prevenzione, controllo sanitario, però tutto sommato cura. Noi ripensiamo, nel momento in cui la psicologia entra forte nella sanità, con la stessa dignità della professione medica, delle professioni sanitarie, e soprattutto con un'idea chiara di cosa facciamo, perché se noi entriamo nella sanità ma ci entriamo confusi noi, non diamo nessun contributo. Possiamo avere un ruolo nella misura in cui si riesce a far capire che lo spettro dell'azione professionale psicologica va dal disagio fino alla patologia, al benessere, fino al miglioramento del benessere. A questo punto noi stiamo ampliando il concetto di sanità. Allora abbiamo un ruolo, abbiamo un'utilità, abbiamo qualcosa per cui la politica anche può voler investire sulla psicologia, perché allora diventiamo un'aggiunta a qualcosa che oggi c'è ma non viene estremamente riconosciuto. Facciamo trasformare il concetto stesso di sanità, la percezione di sanità, allora diventiamo utili, se no anche nella percezione di chi deve decidere per noi, che comunque è gente informata, però deve anche fare i conti con la percezione delle persone, siamo dei cloni, dei medici che non danno farmaci. Questo non è utile. Lo siamo anche, ci occupiamo anche di disagio, ma abbiamo uno spettro che va a completare un concetto di sanità che oggi può essere ampliato con beneficio. Vediamo questa linea. Che colore l'ho fatta? Io sono notoriamente daltonico e adesso vedo che il colore della linea non è lo stesso delle cose, ma vabbè, insomma, è una linea, è un continuum, è più un'idea, diciamo che è un po' dadaista, l'importante è l'idea. Patologia, ci siamo, crocetta, ce l'abbiamo. Disagio, quindi non la patologia ma un disagio, lo possiamo ben trattare. Dubbio è qua persone che ma mi sento un po' abbacchiato, non so, c'è qualcosa che non va, non sono ben sicuro della mia stabilità familiare. Anche qua, ancora meglio, li prendiamo già da prima e qui siamo già fuori dal paradigma della cura. Curiosità. Ma andiamo a vedere sto psicologo cos'è. Persone normali, cioè stiamo parlando di persone normalissime. Il matto, la storia del medico dei matti, ormai sta grazie a Dio venendo superata. Però abbiamo un altro problema. Questo lo faceva notare, se ne parlava anche ieri al Consiglio nazionale. Ci tengo talmente tanto a questo evento che io ieri mattina alle 6 del mattino sono andato a Roma e alle 7 della sera sono tornato qua per ho saltato la riunione di oggi del nazionale, ma ho spiegato che avevo una cosa importante. Dopo il medico dei matti verrà fuori il rischio di essere identificati con il medico, tra virgolette, oppure quello che si occupa delle persone che non ce la fanno, perdonatemi l'impressione, dei deboli, anche di chi è in difficoltà, sicuro, ma anche delle persone talmente
strutture che vogliono star meglio, che sanno di voler star meglio, di poter star meglio, di potersi migliorare. Dalla curiosità passiamo al benessere. Io sto bene, però mi piacerebbe stare meglio. Scusate, siamo in una società occidentale terziarizzata del benessere, si parla sempre di società del benessere, ma poi come si realizza questo benessere? Beh, noi un contributo lo possiamo dare. Addirittura possiamo anche lavorare sull'aumento di cose molto più concrete come la performance. Ma mi sento bene, però sul lavoro vorrei spaccare, vorrei fare di più. Bene, benvenuto, vieni dallo psicologo del territorio che ti spiega chi possono essere i professionisti che ti possono dare una mano anche su questo in maniera professionale. Abbiamo uno spettro di concetto di sanità, di salute, che si amplia automaticamente. La sanità veneta, con un investimento minimo, raddoppia il suo spettro d'azione. Questo paradigma, va a contagiare, tra virgolette, positivamente, anche le altre professioni sanitarie. Nel momento in cui la performance non è lavorativa ma è sportiva, abbiamo il medico dello sport, abbiamo il nutrizionista, abbiamo una serie di figure che con un approccio integrato ti possono migliorare la performance. Rimaniamo nel concetto di sanitario perché questa è sanità, perché questa è salute. La salute è lo stato di completo benessere e anche di più, secondo me. Rimaniamo pienamente nel sanitario, ma abbiamo completamente allargato. Qui noi possiamo avere un'utilità fondamentale ed è per questo che è importante che siamo qui per pensarci. Se non riflettiamo su queste cose, poi non sappiamo che cosa andiamo a proporre, che cosa andiamo a dare. È fondamentale sapere questa cosa. Con questo approccio noi possiamo diventare un plus per la sanità veneta. Possiamo trasformarla rispetto a quella delle altre regioni da una cosa percepita come un presidio di cura a qualcosa che addirittura fa accrescere pure il PIL. Perché? Perché nel momento in cui ho una sanità che supporta la performance, a questo punto divento un presidio di crescita economica. E come diceva il noto psicologo Totò, scusate se è poco. È una sfida appunto per la psicologia e non solo. Questa è una sfida che noi proponiamo a tutte le professioni sanitarie e ai rappresentanti delle istituzioni. Raccogliamo la sfida non di modernizzare. Io mi ricordo, Madonna, ogni tanto quando politici spesso a livello nazionale parlano di modernizzare. Io sono allergico alla parola modernizzare. Modernizzare vuol dire siamo indietro, dobbiamo portarci a livello. Appena avremo finito di modernizzare, sarà già vecchio. Sarà già vecchio. Vecchio, andato, stantio. Saremo sempre 10 anni, Italia 20 anni indietro, Veneto 5-10 anni indietro su molte cose. Innoviamo, creiamo la prima sanità all around, la prima sanità costruita intorno a te. La prima sanità, non mi è venuto il cerchio, associazione di idee, mi è venuta, costruiamo la prima sanità veramente ad ampio spettro, più ad ampio spettro di quella britannica. Gli inglesi hanno una tradizione di innovazione che è spettacolare, non si pensa a modernizzare. Se vogliamo essere davanti, noi dobbiamo andare avanti di 20 anni, non portarci a livello di quello che c'è adesso, se no saremo sempre indietro. È una sfida che possiamo vincere soltanto insieme a tutte le professioni mediche, la stessa unità che abbiamo sanitaria, la stessa unità che cerchiamo nella professione psicologica, troviamola nelle professioni sanitarie e troviamola con le istituzioni. A questo punto riusciremo ad avere una sanità innovativa che porti dei benefici che oggi non riusciamo nemmeno a immaginare. O meglio, riusciamo a immaginarli perché siamo qui a discuterne, ma in realtà può essere molto meglio di come ve la sto dipingendo io, molto meglio. Può diventare uno dei cardini assoluti. Tra l'altro la sanità è una delle poche cose su cui la Regione ha veramente ampio mandato e possibilità. C'è il patto Stato-Regioni, qui poi se ne parlerà di cose più tecniche, ma siccome l'interlocutore locale, la Regione, ha più poteri sulla sanità che su altro, allarghiamo il concetto di sanità. A questo punto la Regione può mettere nel sanitario molte iniziative per la crescita economica, molte iniziative per il benessere. Se si tengono nel sanitario si cambia anche il paradigma
quello che va a fare la regione nel rapporto con lo Stato e con la regione. Questa era una piccola nota tecnica, ma il consigliere Possamai si è fermato per ascoltare, quindi è un'idea che poi possiamo portare assolutamente avanti. Noi siamo qui per proporci anche come interlocutore credibile, serio, ma soprattutto che porti qualcosa anche di buono. I percorsi paralleli, la psicologia e le altre professioni sanitarie non sono paralleli, non sono neanche perpendicolari, sono questioni che vanno a intersecarsi più di una volta. Francamente questo disegnino l'ho fatto io con il disegnatore di Coso, quindi farlo intersecare più di 2 volte non ci riuscivo, ma l'idea mi pare più che evidente, anche qui colori pienamente a caso. Sul disagio, se intercettiamo una patologia, è ovvio che, o se il medico di base intercetta una patologia, nel caso di psicologia di base nel territorio, è ovvio che abbiamo da una parte invii incrociati, dall'altra si possono anche fare delle prestazioni insieme. Ma laddove per esempio si riscontri un caso di benessere, si invia ad altri professionisti. Però i percorsi non sono paralleli, sono in rete. Dobbiamo riuscire a creare una rete in cui riusciamo anche a proporre quello che noi facciamo e sapere bene quello che gli altri fanno e non aver paura di allargare il nostro focus professionale. Ci sono aree separate, è ovvio che lo psicologo non andrà a prescrivere farmaci ed è per questo che dobbiamo lavorare insieme ai medici. Le diagnosi psicologiche vengono fatte alcune solo dallo psicologo, altre da equip multidisciplinari. Queste sono aree di integrazione, è fondamentale che ci lavoriamo. Complementarità di sistemi e complementarità di prestazioni. Qui entriamo in un'idea di sistema. La complementarità di prestazioni ve l'ho detto. Quella di sistema è, la psicologia oggi non ha un sistema. Non c'è un sistema psicologia in Veneto. Bene, noi proponiamo una sanità nuova, proponiamo dei sistemi che mettano la psicologia a sistema per riuscire a realizzarlo. Ora, qui diciamo che esprimo più una mia vision personale, perché in consiglio ne stiamo ancora parlando. Ne abbiamo parlato all'ultimo consiglio, abbiamo deciso addirittura che faremo una riunione prettamente di discussione di questi temi, perché c'è bisogno di condividerlo con tutto il consiglio. Non abbiamo mai il tempo, tra delibere e cose varie, di pensare al sistema psicologia. Lo faremo, e ovviamente ogni consiglio se ne parla, però non siamo ancora giunti a una definizione, ma secondo me lo psicologo di base del territorio, che può stare, come vedremo, nel Servizio Sanitario Nazionale o quindi negli ospedali, tra virgolette, semplifichiamo, dentro gli ospedali, che comunque sono luoghi dove la gente viene per anche prevenzione e cura, o dentro le unità, le ATP, le UTAP, insomma, adesso medicina di gruppo, come viene? Medicina di gruppo, salute di gruppo, sanità di gruppo, comunque chiamiamola medicina di gruppo, va bene? Questo è una parte, dopodiché c'è tutto un mondo di psicologi che si occupano sia del disagio che del benessere, psicoterapeuti che fanno per l'appunto psicoterapia, e poi ci sono dei centri specialistici che cercheremo di anche potenziare, che fanno delle attività ad alta specializzazione, e poi c'è il Servizio Sanitario Nazionale, in questo caso quello della Regione del Veneto, in cui può essere potenziata la funzione della psicologia. Da questo punto di vista un rapporto tra la Regione e il Ministero per quanto riguarda i LEA sostanzialmente e la costituzione delle unità di psicologia, in modo anche che possiamo essere separati dagli psichiatri, non perché non ci piace la psichiatria, ma perché se no facciamo molta fatica a dimostrare quello che valiamo e quello che portiamo. Se tutto va nel calderone della psichiatria poi non si sa chi fa cosa, e che diventa rischioso per noi. Attenzione, ringraziamo il consigliere Possamai, poi sono fatti nostri, Volete essere separati dalla psichiatria? Bene, però via la ciambella, nuotate da soli. Ce la sentiamo di prenderci questa responsabilità? Io personalmente credo di sì. Se vogliamo diventare una professione adulta e dare un vero contributo, direi che è fondamentale.
però sappiate che significa nuotare da soli. La raccogliamo volentieri, la raccogliamo volentierissimo, però sarà una grossa sfida. Con questo pentagono, base del territorio, servizio sanitario, liberi professionisti, psicologi, psicoterapeuti, con delle messi a sistema, che si sappia cosa fanno, perché se no sto psicologo di base, se deve fare degli invii, che fa? Chi è? Dove va? E dei luoghi dove fare delle prestazioni a più alta specializzazione, tipo la riabilitazione, che una recente pronuncia del Consiglio di Stato dice che non è atto esclusivamente medico, ma è di diverse professionalità sanitarie a seconda del tipo di riabilitazione. Questo diventa un sistema che permette di avere anche, tra l'altro, un numero di persone che si approccia alla professione psicologica sicuramente maggiore. Si crea un sistema, lo si fa funzionare. È una grossa sfida, dobbiamo, non per noi, per la sanità, non siamo noi che sfidiamo la sanità, siamo noi che proponiamo una sfida alla sanità, a mio giudizio, per essere ancora migliore, e stiamo già parlando di una sanità d'eccellenza. Attenzione, io non vorrei che sembrare polemico, perché col fatto che noi tendiamo a modernizzare e quindi non siamo esattamente degli innovatori, non è nel DNA italiano degli ultimi anni essere dei grandissimi innovatori, ma un po' conservatori, riusciamo a far bene quello che facciamo. La sanità italiana ha un ranking eccellente tra le sanità pubbliche nel mondo. Siccome poi l'Italia è lunga, bisogna sempre fare una media ponderata, ergo diciamo che io non sto dicendo niente, ma sostanzialmente è facile intuire che quelle di alcune regioni siano di eccellenza a livello mondiale, proprio perché il paese è molto diversificato, e qui mi taccio. E mi ero dimenticato di aver scritto tutta questa cosa che vi ho detto in una slide, però è bello poter dire che in effetti non mi contraddico, perché sono le stesse cose che vi ho appena detto. Ho messo psicologia del benessere per differenziarla da quella che è la psicoterapia. Questo è un sistema, a mio giudizio, ne dobbiamo discutere, attenzione, ma ne dobbiamo discutere non solo in consiglio, ne dobbiamo discutere con la comunità dei professionisti, ma questo è un sistema che può diventare complementare a quello medico, che può supportare quello medico, è un sistema con una dignità che non va a ledere nulla di quello che è esistente, anzi lo va a supportare, perché laddove ci siano delle figure, delle persone che si rivolgono ai medici sempre e comunque per questioni non mediche, possono avere un altro sbocco. Laddove ci siano delle persone che arrivano con dei dubbi e in realtà hanno una patologia medica, possono avere un invio verso la medicina che se no non avrebbero avuto. Cioè non è univoco, lo psicologo non serve a sgravare il medico di malati immaginari, serve anche a intercettare persone che non pensano di avere una patologia medica, si rivolgono allo psicologo perché non sono ben convinti di qualcosa, e lì c'è una patologia che invece deve essere trattata da un medico oppure in congiunzione da uno psicologo e da un medico. Quindi è un sistema biunivoco, è un sistema con una dignità, è un sistema che possiamo portare avanti, è un sistema che porta un plus valore alla sanità. Abbiamo un dovere, e questo è un vulnus della nostra professione, ma ci lavoriamo alla grande, ci sono, è l'ultima. Dati concreti, dobbiamo portare i dati. Come fa la regione a volerci dare fiducia se non portiamo dei dati? Ciascuno di voi nella vostra pratica clinica prenda su dei dati, faccia un po' di ricerca, magari mettetevi insieme, noi facciamo le nostre. Io personalmente andrò a Northampton per lavorare con l'equipe del professor Simon Denny sui dati di impatto sociale. Cioè la Social Impact Matrix la vado a fare fisicamente io a Northampton e la porto qua. Non abbiamo metodologie di impatto sociale in Italia, le vado a prendere in Inghilterra, dove ce le hanno, e le importeremo per la prima volta in Italia. Sono sentito su Skype con Richard Heisenberg, che è inglese anche se il cognome non lo direbbe, proprio ieri a riguardo. Dovrei andare a fine maggio
per fare un lavoro per la psicologia. Tra l'altro coinvolgerò tutti gli ordini che abbiano interesse, perché non è una questione del Veneto, è una questione nazionale. Ma se non portiamo dei dati non è possibile essere credibili. Se possiamo spiegare cosa facciamo alle persone normali, tra virgolette normali, semplicemente spiegando quali sono i cardini della nostra professione, per le istituzioni è fondamentale avere dei dati. Oggi è una giornata importantissima perché abbiamo dei primi dati, dovremo averne di più in contesti diversi. Le esperienze di cui si parla oggi non verranno perse, verranno integrate in un modello che potremo andare a proporre con forza. Tutto quello di cui si parla oggi è un bene per la categoria che dobbiamo portare avanti. Sono dei primi momenti importanti in cui veramente ci poniamo come degli interlocutori seri. Dati clinici di efficienza e efficacia, adesso penso in inglese, quindi di efficacia del trattamento, di efficacia delle prestazioni, ma anche dati di impatto sociale. Questo non siamo abituati a pensarci. Più psicologia conviene a tutti. Mi pare di aver spiegato perché. Contribuiamo ad una nuova sanità. Questa è la sfida che io mi sento di proporre a tutti voi, che possiamo raccoglierla insieme e che possiamo raccoglierla insieme alle istituzioni, insieme alle altre professioni sanitarie, per realizzare qualcosa di veramente nuovo, di veramente importante. Vi ringrazio di essere qui, è importante esserci insieme e vi auguro una buona ma soprattutto estremamente proficua giornata di lavoro. Ringrazio Nicola Micheletto e Diego Ruzza che si occupano della tematica dello psicologo del territorio per il Consiglio e buon lavoro. Grazie.